buongiorno a tutti. Adesso ci diamo qualche minuto che ci intratteniamo a vicenda, così diamo il tempo di collegarsi alle persone che vogliono seguire le nostre dirette. Aspettiamo che arrivi la notifica, anzi vi chiedo di darmi per piacere un feed se mi sentite, se si sente l'audio. Non vorrei mai che vi perdete le mie considerazioni di oggi. Allora, scusate che guardiamo un po'. Ok, mi dicono che si sente. Allora, partiamo. Aspettiamo ancora qualche secondo, che vedo che si stanno cominciando a collegare. Cosa dirvi oggi? C'è il sole anche oggi. E come vi ho detto ieri, il sole per me è fondamentale perché mi carica tantissimo, ma non credo solo a me, penso anche a voi, a tantissimo che siamo in casa, tanto che siamo alcuni che non avevano magari la possibilità di uscire all'esterno. Immagino che sia stata dura passare questo periodo, però finalmente insomma pare che siamo almeno arrivati in fondo a questa fase che insomma è stata dura per tante persone. Ci ha fatto riflettere su tante cose, almeno a me personalmente ha fatto riflettere su tante cose. Il sole fortunatamente ci ha accompagnato per tante giornate, per quello che vi dico che per me è fondamentale, perché comunque il sole è fonte per tutti di vita, è fonte di energia, anzi vi dirò una cosa, bisogna che me ne vada a prendere tanto, perché se dovessi farvi una diretta in un giorno che non c'è il sole non riesco a trasferirvi l'energia, quindi sono un po' come i pannelli solari, come dico io, ho bisogno dell'energia del sole per caricarmi. Va bene, via, insomma ci siamo intrattenuti un po'. Io saluto tutte le persone che si sono collegate. Ciao Matteo, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. E quindi direi che a questo punto partiamo con la nostra diretta di oggi. Vi ringrazio perché tanti ci hanno mandato messaggi e chiesto insomma quando era la prossima diretta. Vi ricordo che sulla pagina avete pubblicati tutti quelli che sono i nostri edit della settimana e anche gli argomenti. Quindi vi ringrazio per averci mandato questi messaggi e direi che ora possiamo partire con la nostra diretta. Ciao Francesca, ciao Giulia, ecco vedete che pian piano cominciano anche a arrivare le persone, quindi magari ci intratteniamo ancora 2 minuti parlando del più e del meno e poi partiamo con la nostra diretta di oggi. Allora facciamo un passo indietro. Se vi ricordate, nella diretta di ieri abbiamo parlato fondamentalmente di come evitare di avere problemi nelle locazioni e abbiamo parlato di qualità, ok? Non dimenticatevi che comunque questo è un argomento comune che ci porteremo avanti per tutto quello che saranno gli argomenti che andremo a trattare insieme e i consigli che vi voglio dare. Oggi invece che parlare di qualità parliamo di un'altra cosa fondamentale, visto anche che siamo proprio in tema, visto quello che stiamo passando a livello sociale, a livello di vita quotidiana adesso. Oggi voglio iniziare questa diretta specificandovi quello che è l'argomento di oggi. Oggi vi racconterò come si fa alla prima visita a trovare l'inquilino referenziato, super referenziato, a dire la verità, neanche referenziato, super referenziato. Allora, come si fa fondamentalmente? Oggi vi voglio parlare del tempo. Il tempo, vi sarete accorti in tutto questo periodo, che è un elemento fondamentale della nostra vita. Il tempo è una molla, a seconda di come noi lo viviamo, no? Può essere una molla in senso positivo, una molla in senso negativo, cioè 2 mesi in casa possono essere stati per tante persone veramente pesanti, perché magari non avevano spazi esterni, perché eravamo obbligati a dover affrontare una situazione. Però prendete il solito tempo e mettetelo in una situazione più agevole, in una vacanza, cioè il tempo 2 mesi volano, ok? Quindi comunque la percezione del tempo è molto importante nella nostra vita e nelle nostre scelte. Quindi è anche molto importante questo tempo che noi abbiamo a disposizione, come lo andiamo a giocare. Ma cosa c'entra il tempo fondamentalmente nelle locazioni e cosa c'entra il tempo nell'argomento di oggi? Il tempo è un altro elemento chiave oltre alla qualità, perché è uno di quegli elementi che ci permette ad arrivare ad affittare, come vi ho scritto, alla prima visita. Ma attenzione, vi ho detto è uno degli elementi che ci permette, non ho detto che è l'elemento essenziale. Andiamo a vedere perché e per spiegarvi meglio
quello che vi voglio dire, vi voglio anche raccontare una storia. Come vi ho scritto, oggi vi racconterò la storia di Roberto. Ovviamente per una questione di privacy vi voglio anche dire che Roberto è un nome fittizio, però quello che io vi sto raccontando è presente nelle nostre recensioni, e anzi magari chi lo sa, la ragazza a cui ho affittato la casa, che è nata anche poi un bel rapporto anche dopo, che la saluto, lei e il suo compagno, magari vedrà la nostra diretta di oggi o magari la vedrà in seguito, e quindi potrete poi vedere che quello che vi racconto è sempre vero e sempre supportato dalle nostre testimonianze. Quindi torniamo ai nostri passi indietro. Stavamo parlando quindi di tempo, quindi cosa c'entra il tempo e perché non è l'unico elemento. Perché per poter arrivare ad affittare una casa, come vi ho detto alla prima visita, c'è bisogno di fare una serie di passaggi, una serie di processi. Oggi ve li racconto raccontandovi appunto la storia di Roberto. Allora, qualche tempo fa mi è capitato che mentre ero in agenzia ho ricevuto una telefonata da un tecnico che collabora con noi, che mi chiede gentilmente se potevo andare a visionare l'appartamento di un suo cliente che aveva risistemato perché aveva bisogno di una consulenza. Io, molto gratificata comunque dal fatto che lui si sia rivolto a noi, prendo un appuntamento e vado a vedere questa casa. Non vi nego che io appena sono entrata in questa casa qua sono rimasta veramente colpita e contenta, perché stavano facendo un ottimo lavoro. Ok, che lui è un tecnico del settore e quindi di conseguenza non mi aspettavo di certo di vedere una casetta arrangiata, però comunque stavano veramente facendo un bel lavoro anche dal punto di vista proprio di scelta personale dei colori e del gusto, che sapete bene che ne abbiamo già parlato anche ieri di quanto è importante, quando bisogna dare una casa in affitto, non andare a personalizzare troppo in base al nostro di gusto personale, perché poi rischiamo di andare sul mercato e tagliarci fuori tutta una serie di inquilini che invece per noi potrebbero essere importanti. Ok? Quindi vedo questa casa era veramente una bella casa, quindi dico ok, cioè mi sono detta dentro di me qual è il problema che hanno, fondamentalmente è un problema di scelta e tutto, quindi come faccio sempre abbiamo fissato questo appuntamento e ho cercato di capire quali realmente fossero le problematiche, le esigenze che aveva questo proprietario. Ma questa parte qua ve la racconto poi in un altro momento, perché poi scenderemo nel dettaglio anche di questi argomenti specifici. Tirandovi le somme, cosa è successo? Che questi proprietari qui volevano capire, avere un consulto di quale potesse essere la persona giusta per quella casa, perché comunque loro avevano investito tanti soldi per ristrutturarla, perché vi garantisco che hanno investito molti soldi, a maggior ragione perché purtroppo venivano da una precedente esperienza che era nel settore di cui abbiamo parlato ieri, quindi di problematiche di soldi, di affitto non pagato, di tutto il resto, e quindi hanno deciso di fare questo passo. Hanno deciso poi però di rivolgersi quindi a un professionista, ok? Perché avevano una base, però fondamentalmente è come avere una macchina e poi non avere la patente per guidarla. Quindi c'era da capire come procedere. Vi premetto che avevamo una base, però la casa quando l'ho vista io era ancora da terminare dal punto di vista del mobilio, dell'accessoristica e tutto il resto. Quindi per poter dare un consulto ho dovuto prima capire a chi volevamo rivolgerci, quali erano le esigenze dei proprietari. Guardando la casa, guardando com'era la situazione e tutto il resto, abbiamo scelto una strada. Questa strada qui, una volta che l'abbiamo imboccata, ok, il nostro lavoro tra me e il proprietario di casa era finito, dovevamo però andare a raggiungere il risultato. E il risultato qual era? Trovare gli inquilini giusti, referenziati per quella casa. Quindi come si fa ad affittare alla prima visita senza cercare di perdere tempo e senza soprattutto portare delle persone che non siano le persone ideali per quel tipo di casa? Innanzitutto cosa abbiamo fatto? Gli ho consigliato che tipo di situazione inserire all'interno della casa a livello di mobilio, abbiamo fatto delle aggiunte, abbiamo messo degli elementi perché avevamo studiato le persone che volevamo in casa. Lo step successivo è stato quello, una volta finito quello che era il lavoro che andava fatto a monte, dove la qualità la faceva da padrone, ovviamente, tornandovi al discorso di ieri, siamo andati sul mercato. Non è stato un caso trovare alla prima visita, e peraltro adesso andiamo anche a vedere come è stata effettuata la prima visita, trovare le persone adatte per quella casa.
perché è stato fatto un lavoro di selezione proprio anche sul mercato, mettendo un annuncio chiaro, facendo tutta una serie di passaggi e di processi che ci hanno permesso ovviamente di ricevere la telefonata da parte di questi due ragazzi. Perché vi dico alla prima visita, tutto quello che era la fase precedente di persone che non tra virgolette erano adatte a quella casa le abbiamo scremate, quindi abbiamo risparmiato un sacco di tempo sia noi che le persone che dovevano venire a vedere la casa, perché non c'erano le situazioni adatte, ma non parlo ora da un punto di vista di presentazione perché la casa veramente era bellissima, ma da un punto di vista di situazione, perché telefonavano persone che magari volevano una casa per lungo tempo e quella casa lì non era la situazione adatta per loro. Quindi, tolta tutta questa serie di persone che sarebbero venute a vedere una casa bellissima, ma poi in realtà anche se interessati non sarebbero potuti andare avanti, abbiamo fatto tutto questo processo e abbiamo ricevuto questa telefonata scremando tutte quelle che erano le perdite di tempo per noi e per il proprietario. Qual era il problema che dovevamo affrontare? Che queste persone non erano fisicamente qua, dovevano ancora trasferirsi. Allora quale sarebbe stata la strada più semplice da fare? Era quella di aspettare che venissero qui, mandargli l'annuncio, spiegargli le cose, ma questa non era la strada che interessava percorrere a me, perché comunque io non volevo aspettare così tanto tempo, anche perché per il proprietario aspettare tempo vuol dire perdere soldi, perché in quel momento lì non percepisce l'affitto, continua a pagare il condominio, magari se ha le bollette attive perché ci sono già le utenze che erano state attivate per fare i lavori, magari doveva anche pagarsi le bollette e dall'altra parte comunque bisognava cercare di stringere i tempi anche per loro, perché comunque dovevano avere la garanzia che quella casa fosse la casa giusta. Si trasferivano per lavoro, dovevano arrivare, non è che potevano dire se questa non è quella giusta come posso fare. Ecco qua che quindi la nostra agenzia mette a disposizione tutta una serie di strumenti tecnici per permettere alle persone di vedere la casa ancora prima che arrivino. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo effettuato una visita guidata all'interno della casa, e qua voglio parlarvi di visita guidata, perché visita guidata, virtual tour, visite virtuali, vuol dire tutto e non vuol dire nulla, perché non è solo importante il cosa, è importante il come devono essere effettuate, perché pensate un attimo di mettervi nei panni di una persona che deve venire a prendere una casa in affitto. Non si tratta di un albergo che ci stai una settimana, 5 giorni, che se le foto sono fuorvianti arrivi lì e la situazione è diversa, dici vabbè ci sto 5 giorni, mi incavolo un po', male che vada mi faccio cambiare stanza. Non è così, cioè fermare una casa, prendere una casa in affitto per viverci magari un anno e poi arrivare lì e la situazione non è proprio quella che ti hanno presentato, non è proprio una cosa corretta, ok? E comunque non è neanche una cosa giusta nei confronti delle persone che si devono trasferire per lavoro. Quindi come è stata fatta anche questa videovisita? È stata fatta in un modo che le persone percepissero veramente dal vivo tutte quelle che erano le caratteristiche che a loro interessava capire di quella casa, quindi gli accessori, la posizione, quello che avrebbero avuto a disposizione quando sarebbero arrivati qui, quindi tutte quelle cose che loro dovevano valutare per capire a distanza se quella casa era giusta o meno per loro, senza continuare magari a cercare nel territorio. Poi è stato fatto un altro lavoro che è stato proprio quello di dettagliare tutte quelle che erano le spese che avrebbero dovuto affrontare, in che modo, in che punto della trattativa e come. Quindi, in sostanza, perché è stato possibile affittare una casa a clienti super referenziati alla prima visita? E vi apro e vi chiudo la parentesi, super referenziati intendevo come ieri non solo a livello economico, nonostante che loro siano anche due persone referenziate sotto questo punto di vista, ma dal punto di vista della qualità, perché si sono comunque dimostrate le due persone che io volevo mettere all'interno di quella casa per dare anche la garanzia ad una persona che aveva appena investito tanti soldi in una proprietà, avesse anche delle persone in casa che fossero all'altezza di mantenere quello standard qualitativo che lui aveva messo dentro, quindi senza magari arrivare a distruggere gli immobili solo perché magari avevano la referenza per pagargli l'affitto.
da come si sono comportati, di conseguenza un nostro comportamento di visita virtuale, una serie di passaggi fatti, si sono dimostrate due persone di qualità, perché sono stati veramente eccezionali nel mantenere tutti quelli che erano gli accordi che ci siamo detti, hanno subito mandato la caparra per fermare la casa, quindi neanche alla prima visita in questo caso, come invece adesso vi racconto anche ora che mi viene in mente di un altro caso dove invece lì è stata proprio la prima visita fisica. Neanche senza aver visto la casa questi ragazzi qui sono arrivati la sera prima, si sono ovviamente andati in un bed and breakfast perché comunque ormai avevamo detto che partivamo, anche se io gli avevo anche dato la disponibilità di dire ragazzi la casa è pronta, venite pure, quindi fino all'ultimo veramente hanno dimostrato la loro serietà, hanno preso le chiavi di casa e mi hanno ringraziato tantissimo perché grazie a tutti questi strumenti e grazie ad aver potuto vivere quella casa ancora prima di arrivare, quando sono arrivati non hanno avuto, cioè era come se la conoscessero già quella casa, sapevano già gli spazi, sapevano già dove erano le cose, sapevano già come muoversi, avevano già capito dove erano gli spazi che gli interessavano e quindi questo è stato veramente per me molto gratificante perché poter accontentare una persona che si spostava per lavoro, doveva proprio cambiare città e dargli già la casa appena arrivati veramente è stato un trionfo, ma perché voglio anche farvi capire che questa cosa è molto importante saperla gestire e saperla anche dirigere dal punto di vista tecnico. Perché quella casa lì vi posso garantire che era una casa che si sarebbe affittata da sola volendo, perché c'erano comunque tutti i parametri per affittarla. Era una bellissima casa, basta fare 2 foto, metterla su un sito privato e avrebbe ricevuto Roberto una marea di telefonate. Era normale, era una bellissima casa, cioè, pareti chiare, tutta la cucina fatta su misura, doppio forno, c'era la camera da letto che abbiamo studiato proprio con l'aggiunta anche dello spazio degli armadi, perché poi vedremo in seguito che ci sono una serie di cose che non vengono mai valutate negli affitti delle case, cioè proprio veramente vi garantisco, magari poi vi farò vedere anche le fotografie o comunque lo capirete anche magari da soli dalle testimonianze di che casa sto parlando, cioè tutto studiato veramente nel minimo dettaglio, quindi che bisogno c'era fondamentalmente, visto quello che è un po' il pensiero comune, di rivolgersi a un'agenzia? Il risultato è stato fatto perché comunque la visita virtuale e la videotelefonata che si può fare col cliente va saputa gestire, cioè vanno dette delle cose che sono quelle che interessano comunque alle persone che vengono a vedere le case, e questa esperienza, perché a tutti i giorni sul campo ce l'ha solo un professionista, di sapere le domande che vengono sempre fatte, quello che le persone chiedono prima di venire a vedere le case, tutto questo pacchetto unito ovviamente alla visita virtuale e a un ottimo rapporto con il proprietario dove si dettagliano tutta una serie di passaggi, sono tutti quegli elementi che ti permettono di affittare casa alla prima visita. E ti voglio ricordare e sottolineare che in questo caso non è neanche stata una visita sul posto, è stata una visita virtuale, come ti ho detto prima, ok? Però si può anche senza la visita virtuale, e questo è uno strumento che abbiamo utilizzato spesso perché ci è capitato tantissime volte nella nostra agenzia di dover accontentare o comunque avere a che fare con dei clienti che si trasferivano per lavoro. Come sapete, noi abbiamo tante realtà che necessitano di trasferimenti di lavoro, a partire dalla Marina Militare, la NATO, abbiamo comunque la cantieristica navale, abbiamo alcune situazioni dove ci sono delle società che hanno bisogno di consulenze, come può essere la SNAM, di ingegneri esterni, quindi questo è tutto il nostro pacchetto clienti, persone che cercano la qualità e persone che cercano una situazione abitativa che li faccia sentire a loro agio. Ma non abbiamo avuto solo questi clienti, abbiamo avuto anche dei clienti di Spezia che dovevano semplicemente cambiare casa perché magari cresceva la famiglia, perché magari si dovevano avvicinare ai parenti perché la mamma era anziana, quindi c'è tutta una serie di clienti che hanno questa esigenza, e dall'altra parte c'è tutta una serie di proprietari che hanno bisogno di non perdere tempo. Perché come vi ho detto prima, il tempo è la chiave di tutto quello che è il successo delle locazioni, oltre alla qualità, ma ne vedremo anche altri di elementi che sono la chiave di una locazione di successo. Perché il tempo, se voi ci pensate, quante volte vi è capitato di dire non ho più voglia di perdere tempo, non ho più voglia di andare in giro a vedere cose che non sono quelle che mi interessano?
Sono sicura che vi è capitato, ditemelo un po' nei commenti se vi è capitato, perché sono sicura che vi è capitato, perché è capitato anche a me quando cercavo, vi ricordate che ieri vi ho parlato di casa mia e vi ho detto che ho comprato una casa che poi ho affittato? Ok, vi garantisco che una cosa che mi aveva molto fatto arrabbiare all'inizio era andare in giro e perdere tempo. Cioè, nonostante che io in quel momento ne fossi un manager d'azienda, però andare a vedere delle case, delle situazioni che non erano quello che mi interessava, mi faceva un pochino innervosire, perché se dicevo che volevo una casa con queste caratteristiche, me ne facevano vedere altre con tutt'altre caratteristiche, ok? Poi ho comprato la mia, che fondamentalmente ho aperto la porta e ho capito che quella lì era la mia casa per una serie di motivazioni, ma questo fa parte del pacchetto emozioni, esigenze e scelta che vedremo più avanti. Quindi il tempo è importante, queste persone non hanno perso tempo, non ha perso tempo il proprietario perché si è trovato a mettere la casa sul mercato 2 giorni dopo avere una proposta con peraltro anche una caparra già versata, quindi immediatamente abbiamo attivato tutti i processi per far sì che quando fossero loro fisicamente qui, volture, utenze e tutto il resto fossero già a posto. Ovviamente hanno avuto assistenza da parte nostra e questa ragazza qui infatti mi ha ringraziato molto, perché comunque loro dovevano iniziare a lavorare, quindi anche tutto il tempo che avrebbero perso dopo, sempre per una serie di servizi e sempre per una serie di conoscenza di tutta quella che è l'esperienza di questo lavoro, li ha portati anche lì ad avere un risultato ottimo in termini di tempo. Ma vi riporto a un altro tipo di visita, anche lì prima visita ha affittato l'immobile, era un immobile di un nostro cliente, no scusate, non era neanche un immobile di un nostro cliente in quel momento lì, era un immobile che dei nostri clienti hanno comprato e che erano in affitto. Quindi quando sono andati via mi hanno detto guarda che noi comunque lasciamo la casa, la proprietaria non so se la vuole riaffittare o meno, io gli ho consigliato di mettersi in contatto con voi perché così almeno se comunque la vuole riaffittare gli potete dare una mano. Quindi conosciamo questa proprietaria di casa e nel momento in cui la conosco lei mi stava dicendo appunto insomma come intendeva procedere, c'erano comunque ancora i ragazzi dentro e io gli dico no, non è la strada giusta questa, per questo e questo motivo. Lei si fida di me perché comunque sapeva il lavoro che avevamo già svolto con i ragazzi che lei aveva in casa, quindi la serietà che abbiamo messo nel seguirli in quella che era stata la loro compravendita. Mi dice guarda mi fido di te, dimmi secondo te che cosa dobbiamo fare. Quindi come nella situazione di prima agiamo a monte, anche lì solita cosa, studiamo in casa quello che dobbiamo fare, tutte queste situazioni qui, quindi nel momento in cui andiamo sul mercato io sapevo già chi era la persona adatta per quella casa lì, per la tipologia di contratto che saremmo dovuti andare poi a stipulare e abbiamo arredato la casa, sistemato la casa e pubblicizzato la casa nella maniera che infatti ci ha contattato la persona giusta. Era un ingegnere, quindi peraltro un ingegnere che si è trasferito qua, che starà più o meno credo un anno e mezzo e basta, cioè presa la chiamata del cliente, mandatogli tutto questo pacchetto che vi ho detto, tutto questo processo, gli abbiamo mandato anche a lui il video dell'interno, gli abbiamo spiegato la casa, lui fisicamente era qua, quindi fondamentalmente è stato solo un prevenire una cosa che avrebbe comunque visto la solita sera. Quando lui è entrato, è uscito dall'agenzia, il giorno dopo mi ha detto scusate, è uscito di casa, è venuto in agenzia, il giorno dopo mi ha lasciato la caparra, una visita, ha affittato l'immobile. Quindi io penso di avervi spiegato anche oggi che tantissime volte si parte, si guardano una serie di cose, ma che se ogni situazione, ogni processo non viene approfondito, come vi ho detto prima, era una casa che si sarebbe affittata da sola, ma il rischio che avevano questi proprietari di casa era di allungare i tempi, ok? Quindi allungare i tempi per un proprietario, vi ho già detto prima, che significa perdere soldi. Non avrebbero avuto la capacità magari di filtrare quelle che erano le notizie che vanno date alle persone che cercano casa, quindi magari avrebbero fatto confusione anche nel modo di pubblicizzare. Vi sarà capitato sicuramente di cercare casa anche a voi e a volte quando andate a leggere gli annunci sono un po' confusionari, ok? A volte li fanno meglio i privati delle agenzie, quello è vero, però insomma è importante cercare di fare tutti questi processi nell'ordine giusto e cercare soprattutto nella videochiamata, nella videoguida, nella visita virtuale di far proprio vivere in quel momento al cliente
quello che sarebbe una visita fatta dal vivo. Ci sono dei modi per poterlo fare, vanno trasferiti degli elementi molto importanti e questo è un segreto fondamentale per arrivare ad affittare la propria casa alla prima visita, ok? Quindi se mi seguirete andremo poi a vedere, oltre questo aspetto che abbiamo visto oggi, come poter affittare. Vi ripeto, non vi dimenticate che l'improvvisazione, come vi dicevo ieri, nel fare questa cosa qua sembra facile, sembra bello, sembra divertente, però vi sfido a fare un video di interni fatto bene, perché comunque non abbiamo la competenza se non c'è formazione dietro, non abbiamo la capacità magari di parlare, di dire veramente quelle cose, e non possiamo fare un video di interni di 20 minuti perché dopo un po' la persona che deve venire a vedere la casa, cioè non viene manca a vederla perché ha già perso 20 minuti prima, ancora prima di entrare in casa e vedere se è la casa che gli interessa. Quindi va fatto anche un lavoro fatto bene, con l'attrezzatura giusta, va fatto un lavoro dettagliato. Solo tutte queste situazioni vi permetteranno, come vi ho detto ieri, con la qualità, ma una qualità selezionata, ok? E vi ripeto, vedremo poi più avanti che cosa vuol dire qualità selezionata, che cosa vuol dire qualità tecnica, ma ne parliamo più avanti perché non è l'oggetto della nostra chiacchierata di oggi. Quindi tutte queste cose qui hanno permesso a Laura di affittare questa casa all'ingegnere alla prima visita e hanno permesso a Roberto ad affittare questa casa a questi due ragazzi, che veramente li saluto con tutto il cuore e non vedo l'ora anche di rivederli, perché tutto questo tempo qua comunque non ci siamo più visti e gli avevo promesso che saremmo andati a prenderci poi un caffè insieme. E questi ragazzi sono dei risultati ottimi, eccellenti, perché vi garantisco che per un'agenzia, ora vi parlo anche da un punto di vista proprio professionale, per un'agenzia affittare una casa alla prima visita e senza a volte neanche portare i clienti, innanzitutto è motivo di orgoglio, perché vuol dire che stai lavorando bene e che sei sulla strada giusta, perché comunque un'agenzia nelle locazioni non è il suo core business, ok, che gli permette di stare aperta, perché la locazione ti porta comunque un guadagno, ma fare 200 visite in una casa non è produttivo. E qua vi riparlo del tempo, né per il proprietario, perché se per caso ci abita lui in casa in quel momento, c'ha un inquilino, ogni 3x2 sei a portare gente. Non è produttivo per l'agente immobiliare perché fa 200 visite sulla solita casa per poi fondamentalmente ricavare una mensilità di affitto, e se hai fatto 300 visite, hai avuto la persona fuori, hai speso benzina per andare comunque a muoverti a fare gli appuntamenti, per poi rapportarlo a quello che è il guadagno che tu hai, fondamentalmente rischi di non aver guadagnato abbastanza per quello che poi è il lavoro e l'impiego della struttura che tu hai messo a disposizione, perché poi c'è anche un'altra serie di strumenti, la scelta della pubblicità, i portali, i canali pubblicitari, che vanno gestiti anche quelli a livello economico, e non è produttivo nemmeno per la persona che cerca casa, perché si innervosisce, sicuramente non parla bene poi dopo dell'agenzia, perché dice mi sono andato lì, mi hanno fatto perdere del tempo. Quindi in tutto questo processo ci guadagnano tutti, e quello che a me ha gratificato parecchio in questo momento è veramente aver accontentato tutti, aver accontentato noi come struttura, aver accontentato questi ragazzi che si sono trasferiti, aver accontentato l'ingegnere, aver accontentato il proprietario di casa e l'altra proprietaria di casa, perché tutte queste situazioni sono quelle che ti permettono di affittare casa alla prima visita. Anche se tu hai una casa bellissima che ti affitteresti da solo, ti sfido a fare un appuntamento e trovare l'inquilino giusto, con però le situazioni che ci sono oggi. Non dimenticatevi che oggi siamo in una situazione particolare, siamo in una situazione, lo sapete benissimo, dove da lunedì, grazie a Dio, noi torneremo alla normalità, ma dovremo tornare alla normalità con tutta una serie di paletti. Quindi se anche oggi siete nella condizione di avere una casa e volerla affittare, ricordatevi che avere continuamente persone in casa, o comunque avere persone che vi entrano in casa in questo momento, anche se sicuramente voi direte sì, ma io mi metto la mascherina e i guanti, sono pienamente d'accordo ed è una cosa che comunque faremo anche noi con i nostri clienti, ma non è una cosa consigliabile avere un via vai di persone in casa. Quindi anche se hai la casa bella, anche se sicuramente in questo momento ci saranno anche tante case vacanze probabilmente che verranno messe in affitto, come io dico sempre, mi raccomando,
perché un professionista del settore ha l'esperienza, ha la competenza per cercare di portarvi a un risultato, ottenendo il massimo risultato nel minor tempo possibile. Quindi ragazzi, io vedo che siete in tantissimi collegati. Ora vi saluto un po' perché io voglio salutare anche la Jessica, voglio salutare Tiberio, Giulia e Francesca le ho già salutate prima. Ciao ragazzi, c'è Jacopo, quindi aspettate un attimo che qua almeno vi vedo tutti. Ok, perfetto. Quindi io direi che con oggi vi ho dato un altro po' di materiale per averci fatto questa chiacchierata insieme, dove abbiamo parlato di tempo, dove abbiamo parlato di qualità, dove abbiamo parlato di Roberto, dove abbiamo parlato di tutto quello che sono state le nostre vicissitudini pre-Covid, perché comunque queste sono anche state situazioni che, anzi, vi voglio anche dire un'ultima cosa. Questa esigenza qui adesso è diventata ancora, mi stavo dimenticando una cosa importante. Questa cosa qui adesso è diventata una cosa fondamentale per noi agenzie immobiliari, quello di gestire le visite virtuali, ma tutte queste cose qua le abbiamo fatte anche prima, per una formazione che abbiamo voluto fare e che abbiamo iniziato tempo fa, perché ci siamo accorti che proprio il valore tempo era fondamentale per i nostri clienti. Quindi siamo anche molto contenti che in questo momento, dove a maggior ragione c'è stato da superare un problema abbastanza importante per i nostri proprietari di casa, avere a disposizione tutta questa conoscenza e questa formazione sicuramente sarà un elemento fondamentale per i nostri clienti che d'ora in poi dovranno appunto affittare casa. Già la prossima settimana ci stiamo attrezzando e organizzando, perché abbiamo 2 affitti che dobbiamo gestire, che ci sono stati dati, diciamo, da questi proprietari di questi 2 immobili prima, quindi poi ci siamo obbligatoriamente dovuti fermare, quindi non eravamo ancora allineati. Ora la prossima settimana metteremo in moto tutte queste procedure e tutta questa serie di situazioni, in modo da poter accelerare i tempi ed evitare 200 persone in casa di questi proprietari. Ok? Ragazzi, io starei qua a parlarvi altre 2000 ore, perché mi piace il lavoro che faccio, mi piace darvi tutti i consigli, mi piace aiutarvi, mi piace dirvi tutto quello che se non state attenti rischiate di magari dover gestire poi in seguito, ma direi che a questo punto voi dovete andare a mangiare, non so chi ha già mangiato e chi deve mangiare ancora, quindi per chi deve mangiare io vi auguro un buon pranzo. Per chi ha già mangiato, buona digestione, andatevene al sole, fatevi una passeggiata, visto e considerato che c'è il sole e ci hanno concesso un po' di ora d'aria. Quindi ragazzi, io vi saluto a tutti, vi do un bacio e vi do appuntamento a domani con un altro argomento. Piano piano staremo insieme tutta la settimana. Mi sono spodestata Matteo dal trono, ma ve lo riporto, ve lo prometto che ve lo riporto, perché grazie a Matteo abbiamo fatto le visualizzazioni sul mare, è stata una cosa bellissima, ci siamo fatti un bel giro nelle Cinque Terre, e speriamo insomma di poterci tornare tutti. Anzi, invito appena sarà possibile, perché sono sicura che tanti di voi non l'hanno fatto. Abbiamo dei posti meravigliosi noi qua, alle Cinque Terre, abbiamo il mare, e penso che vi siete accorti in questo periodo quanto il mare per noi sia comunque un elemento caratterizzante della nostra città e quanto sia importante averlo, perché se parlate con chi il mare non l'ha visto neanche col binocolo e con chi purtroppo non potrà neanche venire a goderselo, abbiamo veramente un grandissimo tesoro noi qua. Quindi ragazzi, io vi saluto a tutti, dopo leggo i commenti, vi risponderò, vi saluterò ancora meglio, quindi vi ho salutato le persone che man mano ho visto collegarsi, quindi buona domenica e ci vediamo domani. Ciao a tutti!